Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, notizie dal Polesine, offerta dell'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Sponsor della puntata di oggi, la bottega dell'Acquaviva in via Po Vecchio 20 a Portoviro, spaccio di articoli ittici. Cominciamo col Gazzettino di Rovigo, la notizia allucinante: a Portoviro uccide il padre a colpi di martello. La tragedia a Portoviro è culmine di un ennesimo litigio tra il 29enne, operatore in casa di cura, e il padre di 56 anni. L'aggressione nella stanza da letto dell'uomo, ex camionista ora disoccupato. Il ragazzo in carcere accusato di omicidio. Il tutto è successo alle 14:30, l'omicidio del 56enne è stato lo stesso figlio operatore sanitario a chiamare i soccorsi. Purtroppo è il terzo delitto a sfondo familiare in appena un mese in Polesine. Sempre su questa notizia, la testimonianza dello zio: non li ho mai sentiti neppure alzare la voce. E infatti Pietro Finotello, che abita il pian terreno della casa in cui si è consumato il delitto, afferma che tra di loro non c'era mai stato un litigio. Lasciando questa triste pagina, andiamo alle altre pagine all'interno del Gazzettino di Rovigo. Coronavirus, l'emergenza, classi in quarantena e scuole chiuse. Lendinare e Castelnuovo Bariano devono registrare casi di positività fra gli alunni. Scattano le sanificazioni. Il sindaco Viaro lamenta l'uso dei social network, diffondendo notizie non vere e che violano la privacy. E sempre su questo argomento, dal 3 marzo partono i centri vaccinali per il Delta e saranno il Palasport di Portotolle e la Sala Eracle di Portoviro. Rovigo, nonostante il lockdown, nonostante il poco movimento, nonostante i negozi chiusi, l'aria è piena di polveri, scatta il divieto agli Euro 4. Lunga serie di sforamenti del PM10 e ARPAF fa scattare l'allerta arancione. Nelle abitazioni vanno spente le stufe e il riscaldamento al massimo a 19 gradi. Rovigo, sempre più città universitaria, illustrati i programmi del CUR presieduto dall'amico Diego Crivellari, al quale facciamo i nostri complimenti e i nostri auguri di un buon lavoro che sappiamo sarà fatto nel migliore dei modi. Afferma infatti Diego Crivellari: CUR vuol dire scelte importanti. Il CUR deve svolgere, dice sempre Crivellari, pur nei limiti della pandemia, un ruolo di protagonista nel ritorno alla normalità in Polesine del coronavirus. Adria in lutto, si è spento lo chef Enrico Molteni. Erede di un'attività centenaria, con la sorella Stefania guidava il famoso albergo-ristorante in centro città. Stroncato da una malattia, lascia la moglie Roberta, paesante, avvocato ed elemento cardine del volontariato. Anche a Ceregnano un altro lutto: addio Berto Pavarin, l'ultimo mobiliere. Se n'è andato Alberto Pavarin, un pezzo di storia imprenditoriale di Ceregnano. Il sindaco Dallara: con la dipartita di Berto Pavarin se ne va l'ultimo di questa generazione che ha dato lustro a Ceregnano per almeno mezzo secolo. Ricordiamo che Ceregnano fino agli anni '80 era il centro del mobile della provincia di Rovigo. Una rapina con pistola: hanno assaltato la tabaccheria di Andrea Acerbi, 2 malviventi in azione ieri sera a Lusia in piazza Papa Giovanni. Badia Polesine: malmenava la moglie davanti ai figli, condannato a 4 anni. Infatti ieri il 37enne di origini marocchine, ma da quasi 20 anni in Italia, è stato condannato dal Tribunale di Rovigo a 4 anni e 2 mesi. Come ogni giorno ormai facciamo il calcolo della situazione demografica nella nostra provincia. Oggi è il caso di Rovigo, sta sotto i 50.000 abitanti, però il comune chiede il ricalcolo. Questa volta non è problema solamente demografico, ma gli stipendi di sindaco e giunta sono legati al raggiungimento della soglia di 50.000 abitanti. Infatti Rovigo sarebbe sotto la soglia per appena 15 unità. E per finire ricordiamo la Santa Messa in ricordo di Daniele Dianna di ieri sera 22 febbraio, ma era anche la giornata del pensiero e il Comitato regionale Agesci del Veneto, la zona Agesci di Rovigo, il gruppo Isola del Delta del Po si sono riunite per celebrare appunto un ricordo a Daniele Dianna. Puntata finita, vi ringraziamo naturalmente per la fedeltà con la quale ci seguite. Vi ricordiamo che alle ore 11:50 e alle ore 14 siamo anche su Radio Diva, sulle frequenze di 94 e 100, e da Leandro Maggi è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!